Il vaccino anti-Covid sarà disponibile anche per le persone estremamente vulnerabili e le prenotazioni si potranno effettuare anche via email. Per accelerare le vaccinazioni anti-Covid riservate alle persone estremamente vulnerabili, il Dipartimento delle Attività Sanitarie e l'Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale alla salute ha inviato ulteriori indicazioni ai manager delle aziende sanitarie siciliane. In particolare i soggetti estremamente vulnerabili che per qualsiasi motivo non sono riusciti ad effettuare ancora la prenotazione del vaccino mediante i canali tematici già attivati potranno scrivere un'email agli indirizzi di posta elettronica predisposti da ciascuna 9 ASP, disponibili e valutabili sul sito siciliacoronavirus.it. In particolare i cittadini interessati dovranno inviare la certificazione che accerti la loro condizione di salute rilasciata dal medico curante o dallo specialista. Sarà poi compito delle ASP locali fornire risposte agli utenti entro le 24 ore dalla ricezione delle email e programmare la vaccinazione anti-Covid. Inoltre avranno da subito diritto alla vaccinazione previa autocertificazione da presentare all'atto della somministrazione del vaccino anche i conviventi delle persone affette dalle seguenti patologie, tra le quali pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive, pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza, pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico, pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci, immunodepressivi, mielosoppressivi, a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure, pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido, pazienti in attesa o sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche dopo i 3 mesi e fino a 1 anno. Nel caso dei minori estremamente vulnerabili non vaccinabili a causa della mancanza di sieri indicati per la loro fascia di età, si procederà alla vaccinazione dei genitori, tutori o affidatari che dovranno inviare anche loro un'autocertificazione del proprio status alle mail dedicate predisposte dall'ASP. Intanto, in merito alle scuole chiuse, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, in applicazione all'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021, a seguito della relazione settimanale del Dipartimenti regionali ASOE, ha disposto la chiusura delle istituzioni scolastiche in diversi comuni della regione siciliana. Tra quelli in provincia di Agrigento interessati sono i comuni di Cala Monaci, Villafranca Sicula, Sant'Angelo Muxaro.